Assessore Rodighiero, il Veneto risulta essere la regione più visitata dai turisti, ma Padova come si colloca? Dai dati comparati dei primi mesi del 14 a quelli del 15, che si stanno chiudendo, che sono appena chiusi, abbiamo dei dati molto confortanti per Palazzo della Ragione, che è un po' l'edificio emblematico, simbolo della città. Abbiamo un aumento delle presenze del 45%, la Cappella degli Scrovegni più 33%, tutti gli altri monumenti, anche l'Odeo Cornaro, la chiesa di San Rocco con le mostre sull'oreficeria, viaggiano tutti tra i 30 e 20% in più, quindi un aumento molto confortante di presenze. Vuol dire che sta funzionando la comunicazione, che sarà ancora più significativa nei prossimi mesi, perché rieditiamo la guida del touring, ci sarà anche l'app in inglese, abbiamo costruito una modalità di comunicazione sui mezzi di informazione del settore pensati soprattutto per la mostra Donatello. A 20 giorni dalla partenza la mostra ha già più di 5.000 presenze, quindi vuol dire che pareggeremo, supereremo la mostra dell'anno scorso sul Veronese, e partiranno poi a maggio il video in 5 lingue, che sarà disponibile anche sul web, pensato e programmato proprio con la valorizzazione di questi luoghi da Filippi Daverio. Stiamo preparando anche una cartina che verrà editata a giorni di visita e guida nella città per tutti gli affreschi, 1000 anni di affreschi. Ecco, stiamo implementando la comunicazione, abbiamo cercato di implementarla già nei mesi scorsi, vediamo il risultato. Ora si tratta di valorizzare queste presenze turistiche in modo anche che lasciano una presenza significativa anche nelle realtà dell'accoglienza, dalla ristorazione agli alberghi, con tutta una serie di iniziative. Per lo stesso Donatello stiamo editando un ricettario del tempo, promuoveremo una cena del Donatello, ecco, a mettere in rete tutto il patrimonio di alberghi, ristorazione, ricettività e di valorizzazione anche dell'enogastronomia, che possano dare una ricaduta oggettiva e significativa di queste presenze, che già a livello di incassi oggettivamente, comunque di conoscenza della nostra città, sta dando ottimi risultati.